Partita iniziata da 4 minuti, il risultato ancora sullo 0-0, subito le formazioni, Vicentini in campo con il 3-4-2-1, Russo tra i pali, Schiavi, Minieri, Martinelli, il reparto arretrato, Di Matteo, Rigoni, Morosini e Bastrini a centrocampo, Misuracchi e Tulli a sostegno dell'unica punta Abbruscato, fuori Eramo per squalifica, il Crotone risponde con il 4-3-2-1, Belec in porta, Correia, Vintò, Abruzzese e Crescenzi, 4 di difesa, Khalil, Loviso e Galardo a metà campo, Cutolo e De Giorgio dietro a Diuric di punta, arbitra Merchiori di Ferrara, assistenti Prati e Zonno. A Vicenza il cielo è coperto, minaccia anche un po' di pioggia, temperatura attorno ai 18 gradi, terreno di gioco in buone condizioni, circa 6-7 mila gli spettatori sugli spalti, una cinquantina quelli arrivati dalla Calabria. Studio. E questi sono i 6 campi collegati. Dunque 0 Portogruaro. Il gol del Vicenza, scusa Russo, il Vicenza in vantaggio al 28esimo minuto con Abbruscato, Vicenza 1 Crotone 0. A te la linea. Sì, qui il Vicenza è appena andato in vantaggio, una gran bella azione del Vicenza in contropiede, il lancio lungo per Di Matteo sulla destra che ha messo palla in mezzo per Rigoni che ha visto Abbruscato appena al di là della linea difensiva del Vicenza, il controllo e il tiro con il destro in diagonale di Abbruscato, la palla in rete, Vicenza quindi in vantaggio, due squadre, una gran bella partita con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Poco prima del gol del Vicenza c'è stata un'azione molto pericolosa del Crotone, il cross al centro di De Giorgio, il tiro al volo in spaccata, un colpo di taekwondo come Ibrahimovic del bosniaco Diuric, la palla alta di pochi centimetri sulla traversa di Russo e subito dopo in la ribattenza del Vicenza e la rete del vantaggio. 29esimo minuto, Vicenza 1 Crotone 0, linea allo studio. Siete nuovamente in diretta, gentili ascoltatori, con Radio 1 Rai, con tutto il calcio minuto per minuto. Andiamo a Vicenza. E qui siamo al quinto minuto, è cambiato il risultato, Vicenza 1 Crotone 1, il pareggio su azione d'angolo, da destra Cutolo ha messo in mezzo, Vinetò ha anticipato tutti e di testa ha messo dentro, e quindi il risultato al quarto minuto e mezzo è Vicenza 1 Crotone 1. Teste comunque bianchi dato al tiro e ha segnato. Adesso il 2-1 del Crotone al 10° minuto Diuric, quindi Vicenza 1 Crotone 2. 12° minuto il risultato capovolto, Vicenza 1 Crotone 2, il Vicenza era andato in vantaggio al 28esimo del primo tempo con un Abbruscato alla 16ª rete stagionale, il pareggio del Crotone al secondo minuto e poi al 10° Galardo per Diuric in area, il colpo di testa, la parata di Russo, palla ancora sui piedi di Diuric e poi in rete, quindi in 10 minuti il Crotone si è portato in vantaggio. Siamo al 13°, Vicenza 1 Crotone 2, linea allo studio. Siamo arrivati al 28esimo e 45 secondi, Zannaro a Vicenza. 33esimo minuto, le grandi proteste del pubblico vicentino, un lancio in mezzo e il pallone toccato forse con un braccio dal difensore centrale abruzzese, grandissime proteste dei vicentini e del pubblico vicentino, probabilmente le sentite negli effetti, ma l'arbitro ha fatto segno di proseguire, continua ad attaccare il Vicenza alla ricerca del pareggio, ma è brava la squadra ospita che finora riesce a difendersi con molto ordine. Poco fa c'era stata un'altra protesta sempre vicentina, c'è linea a terra a contatto con Crescenzi, un contrasto ruvido, ma l'arbitro ha fatto proseguire come ha fatto proseguire anche in questo caso, e anzi adesso ha espulso anche l'allenatore del Vicenza Rolando Maran. 34esimo minuto, Vicenza 1 Crotone 2, linea allo studio. Giocatore del... E qui a Vicenza è finita, Crotone batte Vicenza 2-1.